Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Cavanella Po. Siamo su quel famoso ponte che da un bel po' di mesi è chiuso e sembra proprio fermo con le 4 frecce. Però c'è qualche buona notizia. Questo ponte è stato chiuso il 7 maggio scorso a causa dei gravi danni ai pilastri del manufatto, ponte di proprietà della provincia, e comunque il progetto di demolizione e rifacimento ex novo ha visto coinvolti non solo la provincia ma anche i tecnici comunali e del consorzio di bonifica Adige Po. L'ente ha erogato in queste settimane alla provincia il contributo di 50.000 euro per la copertura di parte delle spese della progettazione definitivo-esecutiva necessaria per i lavori di demolizione e ricostruzione. Il nuovo manufatto sarà un ponte in acciaio con un'unica campata. Si ipotizza che i lavori termineranno entro il 31 dicembre del 2022. Che dire, cercheremo di monitorare l'inizio e l'esecuzione del lavoro, sottolineando comunque il disagio degli operatori economici e dei cittadini della frazione, ricordando che a pochi metri c'è la zona industriale di Adria e Loreo con decine di lavoratori e un autodromo che ha sempre portato un flusso turistico importante per la piccola frazione.